E fatto di zucca, però qui con noi abbiamo Amaduri che ci spiegherà perché lui nella sua infanzia ha vissuto come viene realizzato questo strumento e vorrebbe condividerlo con voi il modo in cui viene tuttora realizzato. Passo la parola a lui che si presenta. Adesso di dire buon pomeriggio a tutti quanti. Grazie mille a Caggiato di avermi invitato a questo meraviglioso invento. Vedo che c'è tanti bambini che cominciano già a chiedere. E quindi nella mia infanzia ho vissuto un po', voglio condividervi come è realizzato questo bellissimo strumento che vedete qua. In realtà è verde quando non è anche realizzato, diventa verde, però con realizzazione tornerà come questo colore qua. Allora, la mia infanzia ho vissuto su questo strumento, nella mia lingua si chiama horde. E questo strumento è Esupa che mi ricordo quando durante la mia infanzia ho aiutato i miei genitori di raccoglierlo. E svuotiamo tutto e tagliamoli e lasciamo asciugare fino alla fine quando diventa secco duro. È bellissimo essere presente con questo evento perché è una realizzazione molto molto particolare. Allora raccogliamo dipende come tagliavamo, ci sono tantissimi varie. Mia madre lo usava molto in cucina e si faceva couscous di mais e fermellate e faceva anche per fare latte, per fare yogurt, insomma le yogurt, per farlo alimentare, mettere bene per fare yogurt e dopo è buono, puoi provare, ok. Dopodiché si raccoglie anche quella, si mette sul cibo e fa il valtentare e dopodiché fanno anche conservare il riso e tanti altri cibi per non essere male. All'epoca nel villaggio è molto difficile di conservare i cibi perché lì non ci sono quelli momenti lì, Firgo magari, oggi è molto bello. Grazie, aspettavo questa da tanto. Ok, mi ricordo quando ero ancora piccolo si aiutava anche i miei nonni che si facevano latte per tirare le mucche, no? È presente? Ora cerchiamo di realizzare questo strumento. Come realtà mi ha dato molto tanti altri manualità e l'usura delle culture. La forziamo nelle prossime idee, prendiamo questo qua strumento, adattarlo proprio in questa idea dei tempi moderni. Grazie a tutti, spero che è stato breve e avete capito. Sì, le domande sarebbero. Passo a Caggiata. Grazie Caggiata per avermi invitato. E niente, grazie a te di essere venuto. Origine senegalese. Allora anch'io porto la mia piccola partecipazione su questo evento del Calabas. Allora in Senegal, ad esempio, nelle città e villaggi abitati da Fulbe o Fulani, se vogliamo, è una popolazione molto vasta che tradizionalmente allevatori. Questo oggetto che parliamo oggi, cioè il Calabas, viene principalmente utilizzato per la mungitura e il cagliamento del latte. Ci sono tante forme e dimensioni varie. I grandi calabas, ad esempio, viene utilizzata per pulire il riso o il miglio in cucina, per preparare i famosi tipi di couscous presenti sempre in tavola durante la cena. Qui il calabas diventa l'elemento o l'utensile indispensabile nella fase di trasformare la farina di qualsiasi cereale in semola. Allora, ha la forma anche cilindrico che si mette il latte per poterlo mescolare per ottenere la panna o il burro musicale in Africa, che in base serve per base per comporre i diversi melodie, soprattutto nei canti tradizionali fulbe in genere. In particolare è un utensile indispensabile nella cucina e cultura senegalese che perfino in novelle sposi da noi si consiglia di consumare il primo pasto insieme per augurare un inizio nuovo di una vita prospera.
Spero che mi sono fatta spiegare bene, magari se ci sono le domande sono disponibile. Grazie. Grazie a te per essere venuta. Avete visto il processo di realizzazione? Vedete qua, riuscite a vedere?